Ciao a tutti, oggi è sabato. Oggi è martedì 6 dicembre e come potete vedere nella nostra casa è cambiato qualcosa, ossia che tipo un mese fa abbiamo comprato e fatto l'albero di Natale e io sono molto fiero di questo acquisto. Oggi ho deciso di fare un video vlog, così perché sarà una giornata un po' diversa dalle altre giornate normali in cui sto a casa a studiare, perché oggi ci sarà l'accensione in Piazza Duomo dell'albero famosissimo di Natale. Quest'anno le decorazioni sono a tema estetista cinica, che ha finanziato il progetto e ha fatto in modo che venisse addobbato l'albero con tutte palline rosa, lucine bianche e rosa, con una scritta fluo che si accende e stasera ve la farò vedere. Ma nel mentre che attendiamo la serata vi porto con me in tutta la giornata. Stamattina ho fatto un po' di appunti, così da mettermi un po' in pari con le diverse lezioni che ho in questi giorni, e adesso ho deciso di preparare il pranzo. Ho deciso di fare delle scaloppine così di pollo semplici, perché alle 13:30 devo andare subito in università per seguire le 2 lezioni di sociologia di media e di teatro. Quando finirà la lezione alle 16:30 Federico verrà a prendermi in università, così potrò andare insieme a lui in Piazza Duomo, perché alle 17 inizia l'accensione dell'albero. Come ospiti all'accensione dell'albero ci sarà il cast di Sister Act, che è un musical che va avanti da ottobre fino a gennaio qui a Milano nel Teatro Nazionale Che Banca, e io sono stato a vederlo, è stato fantastico. Io non amo i musical, ma devo dire che quello lì è stato veramente una sorpresa, mi è piaciuto tantissimo, ci tornerei altre 10 volte a vederlo. E niente, quindi direi di iniziare con il pranzo. Apprezzate che ho un faretto sparaflashato in faccia perché non ci vedo assolutamente niente, non so neanche se mi vedo io, però vabbè. Allora, ho scongelato innanzitutto il pollo e ora possiamo iniziare a farlo a cubetti. Di solito io lo faccio a fette, però oggi ho deciso di farlo a cubetti. Ho tagliato a cubetti il pollo e adesso ce lo metto dentro la farina. Oddio, sto cadendo. Dentro la farina e lo riempo tutto di farina. Metto in padella una noce di burro e un po' di olio, così che soffriggano bene. Quando sarà tutto bello sciolto inizio a mettere tutti i cubetti in padella per farli rosolare un bel po'. Mi raccomando, devono essere ben bagnati nella farina. Eccoli qua tutti immersi nell'olio. Sfumo con il vino bianco. Aggiungo anche l'acqua. Ed ecco il risultato finale. Si è appannato tutto. Yeah! Come potete vedere è apparecchiato perché ho mangiato. Stavo aspettando Federico, ma evidentemente non ha capito che doveva venire a pranzo e quindi niente, ho mangiato da solo. E adesso mi sono anche vestito, così molto semplice. Metto il giubbotto e andiamo. Sono appena uscito di casa. Sto andando all'università. Parlo a bassa voce perché nei piani si sente tutto, perché l'ascensore è dentro casa. Dell'opera per dare subito un senso a questo palcoscenico. Terriccio fresco. Siamo usciti dall'università e siamo arrivati in Piazza Duomo, dove stanno per accendere l'albero. Effetti speciali pure. E niente, probabilmente ci sarà come ospite l'estetista cinica. Wrapping around the Christmas tree. Facciamo il countdown tutti insieme come a Capodanno, dai, se no lo fa solo Carlo Conti. 5, 4, 3, 2, 1, via! Ma che flop. Vedi che si accende piano, piano, piano. È tutto acceso, scusate, devo andare a vedere. È tutto acceso, abbiamo ufficialmente acceso l'albero di Piazza Duomo. Com'è stupendo?
Allora, ammetto di essere stato un po' poco sorpreso perché si è acceso a pezzi, però a noi ci va bene. Stiamo facendo un giro nei mercatini alla ricerca di una cosa che ho visto e che voglio assolutamente, e quindi stiamo andando a cercarla. Finalmente ho trovato quello che cercavo. We are tornando a casa. Allora, sono appena tornato a casa, il video è finito, questa è stata la mia giornata, spero che vi sia piaciuta. Se sì, lasciate un like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video qui su YouTube. Ciao!